Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Signore, ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda la pallacanestro. Prendiamo la linea dal palazzetto dello sport di Udine, dove si è appena concluso i primi due quarti di gioco tra Udine e Forlì. Andiamo a vedere il risultato: Udine 34, Forlì 31, i parziali 20-9 nel primo quarto, 14-22 invece nel secondo quarto. Allora andiamo a vedere velocemente anche un po' di commento su questa partita. Diciamo subito, Udine nel primo quarto parte con piglio giusto e dopo tre primi si porta sul 10-2. Forlì tenta la reazione ma senza mettere in difficoltà i padroni di casa. Udine allunga passo portandosi a più 11. Bonus falli esauriti su entrambi i fronti a metà quarto. Sugli scudi di casa della PU, Gaspardo e Ikanji, ma tutto il collettivo dimostra di funzionare. Da segnalare sempre Gaspardo che stoppa da maestro, guadagnando anche il fallo laterale sotto canestro a favore. 20-9 al primo suono di sirena. Secondo quarto, partito invece con il piede sbagliato, con Forlì che nei primi 50 secondi fa due triple e si porta a meno 5. Forlì preme, si porta ancora sotto a 3 dall'intervallo, Udine avanti di 2. Di certo un secondo quarto da dimenticare per i padroni di casa dopo la bella prova vista nel primo. Qualcosa si è scollato nel giro di pochi minuti. Ora ci sono i fatidici 12 minuti di intervallo. Ci auguriamo insomma negli spogliatoi che il mister sappia dare la spinta giusta per rivedere quella squadra che si è vista, come detto, nel primo quarto. Da segnalare per quanto riguarda i cannonieri, vi diciamo subito velocemente i migliori. Per quanto riguarda i padroni di casa vi segnaliamo Clark con 9 centri, mentre i romagnoli, nelle file romagnole, avanti Allen con 11 centri. Ripetiamo ancora il parziale qui al Carnera: Udine 34, Forlì 31. Vi diamo appuntamento, gentili amici vicini e lontani, al termine del match, all'intorno tra un'ora circa, intorno alle 19:45, 19:50, per fare il commento per quanto riguarda il finale. Vi daremo anche i risultati delle altre due compagini corregionali impegnate nel campionato di basket. Anzi, andiamo a vedere se abbiamo già qualche aggiornamento. Allora vi diciamo subito che le partite sono appena terminate anche sugli altri campi. Allora, Trieste è sotto di 10 punti in casa contro la RBR, 34 Trieste, RBR 44. Ora vediamo anche Cividale, appena ci appare lo schermo. Un attimo di pazienza, vi diciamo anche quello. Per quanto riguarda Cividale invece, siamo quasi, allora un attimo di pazienza perché lo schermo si è appena aperto. Dunque dicevo, Trieste è sotto di 10 all'intervallo per 34-44, mentre Cividale, che è impegnata a Bologna, è sotto di 10. Dunque Fortitudo Bologna 50, Web Cividale 40. Per quanto ci riguarda invece, ricordo ancora il parziale all'intervallo qui al Pallacarnera: Udine 34, Forlì 31. Dunque ci risentiamo tra 45-50 minuti circa per il commento finale su questa sfida di campionato tra la APU e il Forlì. Grazie ancora per la visione all'ascolto e tra una cinquantina di minuti circa, minuto più, minuto meno, riprenderemo la linea dal Carnera. Ehi, dico a te,
Mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.